Va in onda Potere al Popolo. Vedi come trasmettono felicità i nostri registi, con le canzoni più orecchiabili, che ti fanno sorridere, che ti fanno essere un po' ottimista verso il futuro. Buongiorno ancora, certo, c'è Simone in regia e si sente. 5 minuti dopo le 11 del mattino c'è Sammy Varino ancora in diretta con voi, la seconda parte della nostra controinformazione, che è più la vostra controinformazione, perché tra poco leggerò i vostri messaggi WhatsApp arrivati durante la rassegna stampa, quelli che avete inviato e state inviando al 340 6709 659, numero assolutamente da memorizzare sul vostro cellulare, perché in qualunque momento del giorno o della notte potete dirci come va inviando un messaggio anche audio, anche video al 340 6709 659. Ma avremo anche gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Avremo 2 ospiti canterini, 2 artisti tassisti artisti, tassisti che cantano, e dovete aspettare fino alle 11:30, è un buon motivo per restare lì. Intanto, se avete qualcosa da dire, 02 9294 7222, questo è il numero per la diretta. Chiamando 02 9294 7222 vi risponde il regista Simone, vi chiede: volete andare in diretta? Un attimo in linea, prego, senza chiedervi chi siete, cosa volete, di cosa volete parlare. Qualunque situazione la segnaliamo. Il maltempo non è tra le prime notizie delle agenzie, bisogna scendere tra quelle del Corriere. Il ciclone Harry fa paura al sud, onde di oltre 8 metri, evacuazioni in Sicilia, oggi il picco. Ancora una giornata di allerta rossa su Sicilia, Sardegna, Calabria, allontanati dalle case gli abitanti del borgo marinaro di Marzamemi, così il sito del Corriere, e anche su Repubblica situazione simile. Allarme maltempo su Sicilia, Sardegna, Calabria, evacuate decine di famiglie, scuole chiuse naturalmente. Speriamo bene. Le notizie principali invece puntano più sullo sport. Infatti sto tornando, vedete com'ero indietro per dire come il maltempo non sia preso in considerazione dalle agenzie. Sul sito del Corriere c'è lo sci, il ritorno di Brignone nel gigante di Kronplatz 292 dopo prima manche in testa a Hector, Federica settima, Goggia out. Federica Brignone quindi nella prima manche del gigante a Plan de Corona ha dimostrato di poter stare ancora tra le prime. Il tennis, Sinner parte bene, Gaston KO. E poi naturalmente Trump, l'ultima frasettina della notte: sulla Groenlandia l'Europa non farà resistenza, dazi del 200% sui vini francesi, e insulta Macron dicendogli chi lo vuole. E su questo magari potremmo anche essere d'accordo. Intanto, certamente, WhatsApp al 340 6709 659. Vediamo dove ci portano i nostri ascoltatori. Buongiorno Sammy, Voilà. Buongiorno a tutte e tutti. Insomma, che la sinistra sia prossima all'esaurimento nervoso non ci piove. Quello che ho sentito prima, cioè il fatto che in Maranza ci sono perché è colpa della destra, è un'idiozia tale. Il problema è semplice: o sbagliano lo spacciatore o c'è bisogno non di aprire le carceri, di aprire di nuovo i manicomi. Questi sono fuori di testa e non fatevi ingannare dalle stronzate che dicono. Il problema è sempre lo stesso: quando partono queste cose ci sono sempre i problemi legati all'immigrazione clandestina. Punto. Ciao da Pier Romagna.
Interessante, soprattutto sono sempre contento quando vi faccio ridere. La rassegna stampa serve anche a questo. Non è una trasmissione seria, blasonata, tutta. No, cerchiamo anche di essere un po' vispi davanti alle terribili notizie che dobbiamo affrontare ogni giorno. Il futuro dei bambini deve essere protetto dai loro genitori, non deciso nei palazzi di Bruxelles. Sei con noi? L'Unione Europea sta spingendo per l'autodeterminazione di genere senza limiti di età. Questa strada può portare alla sterilizzazione a vita di un minore. Questa è un'ingiustizia che l'Italia deve respingere. Chiediamo ai ministri Schillaci e Valditara di stare dalla parte delle famiglie, non delle lobby. C'è una petizione su Citizen che potrebbe interessarvi. Ma c'è anche qui Parlamento? Eh sì, un minuto, poco più, per un appuntamento importante, perché vi dice quello che succede, la vita parlamentare quotidiana. Linea a Stefania Pucciarelli. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori, Governo. Il provvedimento oggi in discussione rappresenta una modernizzazione amministrativa centrata su capacità di esecuzione, chiarezza procedurale e rafforzamento delle strutture, con l'obiettivo di rendere i servizi all'estero più coerenti, affidabili e gestibili su scala. Questa riforma risulta molto importante per gli italiani nel mondo, in quanto mette in atto una vera e propria riforma dei servizi consolari, dell'AIRE, cioè dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, una riforma delle procedure di cittadinanza e dei documenti di identità degli italiani all'estero. Con la riforma sarà possibile rinnovare la carta d'identità elettronica dei residenti all'estero nei comuni in Italia. Altro punto molto importante: l'integrazione dell'anagrafe degli italiani all'estero con l'anagrafe nazionale, un tutt'uno con i comuni, i consolati e la Farnesina, un vero esempio di semplificazione per i cittadini. Sembrano cose scontate, ma fino ad oggi non era così. La sua semplicità è una riforma epocale, un chiaro esempio di un'amministrazione vicina al cittadino, in modo particolare per i nostri connazionali che sono residenti all'estero. Un ringraziamento ai ministri che hanno consentito di poter arrivare a questo risultato. In modo particolare un grazie al Ministero degli Affari Esteri, al Ministro Tajani, al Sottosegretario Silli che ha seguito con noi in Commissione tutto l'iter di questo provvedimento, al Ministro Piantedosi e al Sottosegretario Molteni. E un grazie a tutta alla rete consolare e diplomatica nel mondo per il loro lavoro quotidiano, svolto spesso in condizioni non sempre facili. Quindi a loro va il nostro ringraziamento e annuncio quindi il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Benedetta la gente, questa gente che parla dentro gli occhi, un po' controcorrente. A me piace la gente, quella gente che parla con i cani e ascolta i tuoi silenzi. Non sopporto la gente, quella gente piena di preconcetti e che ha sempre ragione. Gente, comunque vada, siamo poco o niente davanti a un ragazzo solo che si arrende. La nostra dignità un po' si perde. Si trova sempre il modo per non cambiare niente, riempire le tasche, confondere la mente, per poi sentirsi soli tra la gente.
verso la gente, questa gente che mette prima il cuore davanti alle parole e do le spalle alla gente, a quella gente non guarda più le stelle, non gioca coi bambini. Gente, comunque vada siamo poco o niente, davanti a un ragazzo solo che si arrende, la nostra dignità un po' si perde. Gente, si trova sempre il modo per non cambiare niente, riempire le tasche, confondere la mente, per poi sentirsi soli tra la gente. Oh, ma sentite come suona bene questo pezzo o no? Gente, si intitola proprio così. Lei è Gaia Gentile, arriva dalla Puglia. Uno dei buoni propositi per il nuovo anno appena iniziato, una maggiore umanità, coesione, solidarietà, magari riscoprendo il contatto autentico tra le persone. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Non ce la faremo mai, dici? Io spero di sì, proprio anche attraverso questa radio, ragazzi, sentendo, ascoltando ogni giorno il vostro pensiero, tastandovi la mano, il polso e sentendo di che umore siete, capendo dove sta sbagliando la politica, come si può fare meglio. Ad esempio sul famoso patto, ne abbiamo parlato questa mattina alle 8:45 con la deputata Giovanna Miele, il patto scuola-famiglia e soprattutto alla luce di quello che sta succedendo con accoltellamento di qua di là, come comportarsi, quale famiglia, quale patto, la scuola va distrutta per ricostruirla libera e meritoria, senza cultura cattolica non c'è società responsabile, ci scrive Marco il Bacchettone. Giusy invece tutti i vipponi la pensano come Tricarico ma hanno paura di parlare. Giusy, l'abbiamo fatta sentire prima la canzone molto interessante, Lettera di un padre di Tricarico, da cercare su YouTube. Non è proprio una canzone, è una lettera appena suonata e neppure cantata, però sembra di sentir parlare Sammy Varin, sembra di sentire la mia rassegna stampa. Vi giuro, è un qualche cosa di interessantissimo e io proporrò in direzione di trasmetterla ogni mezz'ora e poi comunque ve la faccio risentire, lo sapete, qui il bello che abbiamo in questa radio è che ognuno di noi, ogni giornalista all'interno della sua programmazione può mettere il pezzo che vuole, non abbiamo nessuno che ci dice manda quello, manda quell'altro. Allora il ragazzo morto alla Spezia era Cristiano Copto, il suo assassino islamico, non c'entra nulla però, puntini puntini. Giuseppe, la prima volta che mi scrivi, bravo. Giuseppe da Monza si ricorda a Monza, vicino al Ponte dei Leoni, che c'era un negozio di biciclette. Fuori avevo una bicicletta con una ruota grande e una piccola. Ecco, Giuseppe, sei a Roma, ma vivevi a Monza. Il Ponte dei Leoni praticamente non c'è più, come se lo avessero distrutto, distruggendo quel leone, e a farlo esplodere è stato un Maranza. Io spero soltanto che le telecamere abbiano scoperto di chi si tratta, perché per noi monzesi, non vivo più a Monza ma ci ho vissuto per 30 anni, il Ponte dei Leoni era un simbolo e quello che ha fatto quel figlio del barcone è una cosa assolutamente imperdonabile. Chi soffia sul fuoco e dice che chi si difende è colpevole evidentemente non sa cosa vuole dire, cosa vuol dire, cosa significa essere derubati, e tutto ciò che può farti uno che entra in casa tua, rapinarti, ti riempie di botte o peggio. Certo, e lo ripetiamo, penso che avreste fatto la stessa cosa che ha fatto quel signore in provincia di Varese. È stata distrutta la figura della casalinga, come se fosse una donna dell'età della pietra, mantenuta, nulla facente, ignorante. Deve essere considerata alla pari di quelle che lavorano fuori casa. Oggi purtroppo alla donna non viene lasciata scelta. I soldi sono troppo pochi, i figli restano soli.
col telefonino. Brava Antonia, questa è una grande verità, una grave verità. Restano soli col telefonino. Tricarico a ciclo continuo, scrive Luigi. Ma se mi dici così mi fai venire voglia di rimandarlo. Me lo prepari, Simone, sii gentile, dai, me lo prepari, lo rimandiamo ancora. Tanto è lettera di un padre, qualcosa del genere. Tricarico è uscita in questi giorni su Instagram, ma la trovate anche su YouTube. Dura forse neanche 2 minuti, ma praticamente racconta quello che sta succedendo, il cambiamento. Tricarico non ha dei, anche se noi diciamo chiunque abbia avuto successo è di sinistra, magari ha fatto finta di esserlo, è anarchico sicuramente, probabilmente odia anche questo governo, non lo so. Oggi ne parla il quotidiano La Verità di questo cantautore, puttana la maestra, quello che cantava quella canzone lì, com'è che si chiama? Sono Lorenzo, sono Vincenzo? No, Giuliano? Stavo aspettando che mi aprisse il microfono. Faccela sentire la tua bella voce, Simone. Sono Francesco, si intitolava così la sua canzone, che ha avuto tanto successo, ma lui è andato avanti a cantare e ha fatto tante cose meno conosciute, tra cui questo pezzo che vi voglio riproporre, perché te l'ho detto, ci vuole coraggio a dire queste cose e io lo manderei ogni mezz'ora. E voi? Sentiamolo. Non si può più tacere e far finta di nulla. Sono un padre di 2 figli adolescenti e vivo a Milano. Uno studente di 18 anni oggi è stato ucciso e accoltellato da un marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno a scuola, in classe. Aveva portato da casa un coltello di oltre 20 centimetri, voleva ammazzare dunque. Hanno tolto i crocefissi dalle classi per non disturbare gli stranieri, ora insegnano l'arabo agli italiani perché gli stranieri non sanno una parola di italiano e così i programmi scolastici non si possono fare. Alle elementari, durante le lezioni di religione, si insegna la religione musulmana agli italiani. Quando si parla di cristianesimo, i bambini musulmani escono dalla classe. La sera a Milano bande di criminali magrebini e africani armate di coltello vanno in giro a seminare il terrore tra i ragazzi, tra i più deboli e vulnerabili. Un ragazzo è stato reso invalido a vita e una donna e donne stuprate. Oggi uno studente di 18 anni è stato ucciso a coltellate in classe, a scuola, da un ragazzo marocchino di 19 anni con permesso di soggiorno. Stiamo importando una marea di criminali senza documenti in questo paese che uccidono, stuprano e violentano. Forse l'Italia ha sbagliato qualcosa, forse l'Italia sta sbagliando qualcosa. Sono un padre di 2 figli adolescenti e non posso tacere. E non rompete il cazzo col razzismo, stiamo tornando al Medioevo qui e bisogna comportarsi di conseguenza ora. Avete sentito Tricarico, lettera di un padre, la trovate su YouTube. Neanche Povia dice ste cose. Chiaro che magari tra 2 minuti dice sono incazzato con questo governo perché su da anni non sta facendo proprio niente. Non lo so, certo, per dire certe cose probabilmente è da un po' che non lo chiamano su certi palchi. Gomblottista padano dice Tricarico al posto dei miau miau a inizio trasmissioni. Non sarebbe niente male, no, io lo propongo ogni mezz'ora, d'accordo, ogni mezz'ora tutti i giorni Tricarico sempre, dice Erminio. Mi piace quando mi danno ragione. A proposito dei figli, non si sono visti gli assistenti sociali a casa di questi lavoratori. Ormai veramente la sinistra propone un mondo al contrario, non avendo più argomenti. È vero, e magari anche a casa di quello che ha assassinato il compagno di classe? Non si permettano di definirsi anarchici, sono solo degli idioti fancazzisti che portano l'acqua con le orecchie alla sinistra istituzionale. Penso che non capivo di cosa parlava, forse l'ho chiamato Tricarico anarchico, ma forse no. Negli altri stati ci sono i Maranza
Si sa qualcosa? Bella questa domanda, ragazzi. La amiamo questa domanda. Noi gli diamo prodotti pregiati e importiamo la merda. A proposito del Mercosur. Ci vuole il pugno duro, se no 4 straccioni mettono a ferro e fuoco l'Italia. Se importiamo la merda, diventiamo un paese di merda. Interessante meditazione. Perché la Lega cala nei sondaggi? Bella domanda anche questa, è che poi aumentano invece gli iscritti, abbiamo visto l'altro giorno sui giornali. Ha ragione la De Gregori a dare la colpa alla destra perché non fa niente contro questi delinquenti da strada importati dall'estero, sono solo chiacchiere quelle della destra. Io mi vergogno, devo dire, non sono di destra, io sono della Lega, ragazzi. Tessera RIA 1987, mi vergogno di essere in un centrodestra che non riesce a fare quello che vorrebbe, ma la domanda è: perché non riesce a fare quello che vorrebbe? Verso chi dobbiamo girarci? Punto di domanda. Miracolo che i politici danno la colpa agli altri. In che scuole vanno i figli dei politici? Ci vanno con la scorta? Ragazzi, cosa avete mangiato a colazione? Le borse vanno giù perché sono andate tanto su, è ovvio. No, per dirvi che la mia rassegna stampa fa questo effetto ai nostri ascoltatori. Fulvio dalla provincia di Lecco, è accaduto qualcosa a Radio Libertà? Continuate a trasmettere repliche? No, è accaduto soltanto che Giulio Cainarca si è preso le vacanze, siccome ci aveva non so quanti anni di ferie arretrate e ha deciso di prendersele, e dovete perdonarci, ma effettivamente è giusto anche che uno se le prenda. Mi devo fermare? No, perché fermarmi? Assolutamente, vado avanti, anche perché mi stanno arrivando un fracco di richieste per questa lettera di un padre di Tricarico che trovate su YouTube. Appuntamenti da non scordare targati Lega, uno fresco mi è arrivato per la prossima settimana, il 27 gennaio, prossimo martedì se non erro, alle 10 al Circolo Filologico Milanese. Opere, territori e sostenibilità da opportunità a valore permanente. Tra i relatori Alessandro Morelli, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 27 gennaio, ore 10, Circolo Filologico Milanese in via Clerici. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate sul sito legaonline.it, ma naturalmente anche qua in Segui la Lega, a Scuola di Lega, gli studenti della Lega Giovani con Alessandro Corbetta, capogruppo in Consiglio regionale della Lombardia, domani sera 21 gennaio alle ore 21. Cercate Corbetta, cercate la Lega Giovani, la Lega Official, insomma, tranquillamente è un qualcosa che avviene tramite internet, quindi trovate il collegamento su tutti i siti che fanno riferimento alla Lega. Cena di apertura della campagna elettorale ad Arezzo, sabato 31 gennaio a Ranch Le Gorghe di Rigutino, a Arezzo. E poi ancora 23, 24, 25 gennaio, Rivisondoli, Roccaraso, siamo in provincia dell'Aquila, Abruzzo. La nostra forza sono i territori. È l'Italia che crea, che inventa, che produce e non si ferma mai. 3 giorni di confronti e di dibattiti insieme con Matteo Salvini e gli amministratori e dirigenti della Lega. Oggi abbiamo letto Armando Siri e nei prossimi giorni ci saranno altre situazioni, altre segnalazioni sui quotidiani. Il programma dei 3 weekend, ve lo dico già, della Scuola di Formazione Politica a Palazzo Rospigliosi, in quella di Roma, 21 e 22 marzo, 11 e 12 aprile, 16 e 17 maggio. Li trovate sicuramente sulle pagine Facebook di Lega Salvini Premier. E poi la segnalazione, quella più importante che riguarda noi che amiamo il buon cibo, è sicuramente questa, da segnare in calendario, anche perché ci saremo anche noi, la festa della bagna cauda a Grugliasco in provincia di Torino, sabato 7 febbraio alle 20, sabato sera 7 febbraio, siamo lì in compagnia
dei tanti leghisti, ma non soltanto leghisti, perché quando c'è la bagna cauda, ragazzi, raccoglie, è di destra e di sinistra, ma ci saranno i parlamentari, i consiglieri regionali, gli amministratori locali della Lega, ci sarà Radio Libertà a Grugliasco Torino, presso la Pro Grugliasco, via Leonardo da Vinci 20 Grugliasco. Per prenotare la bagna cauda, e non solo quella perché il menù è vario, 338 29 16 908, 338 29 16 908. Ci fermiamo ma solo per qualche minuto, tra pochissimo 2 tassisti cantautori in diretta con me. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua dolcezza, il tuo sorriso, il tuo cuore. Mi manchi. Il tuo sorriso dolce e il tuo cuore qui. Ti voglio tanto bene, io sì. E quando non ci sei, mi manchi tanto, sai, la tua bellezza dentro gli occhi miei. E non andare via da me, io penso sempre a te. Resta vicino al tuo principe. E la tua casa è sempre qui, ed io ti aspetterò così, e per sempre io ti amerò. Ti amerò. Quando tu mi guardi e mi sorridi così,
mi sciolgo lentamente così. E qui con la luna noi ci amiamo tanto e poi sogniamo un figlio che ha gli occhi tuoi. E non andare via da me, io penso sempre a te. Resta vicino al tuo principe. E la tua casa è sempre qui ed io ti aspetterò così e per sempre io ti amerò. Ti amerò. Non andare via da me, resta sempre qui con me. Ehi, io ti amo, non lo scordare mai. Firmato il tuo principe. Ma io sono contento perché alla fine a vincere è l'amore. L'amore vince sempre, ragazzi, davanti a tutto questo odio, davanti alla danza del coltello. Un tempo facevamo il ballo del mattone, adesso va di moda solo la danza del coltello. Che schifo. Non molliamo perché abbiamo con noi le anime sospese, Principe Casanova e Gigi Passa con noi. Ciao! Ciao, ciao a tutti. Da Principe Casanova, Gigi Passa e Anime Sospese. E grazie a Sammy che ci ospita sempre e ci dà un bello spazio. Allora, Grazie. uno spazio meritato perché prima di tutto questa gente che lavora, che fa uno dei lavori anche più duri, con tanta pazienza ma anche pericoloso, fa il tassista, sia il nostro Principe Casanova che Gigi Passa. 2 tassisti, tutto vero? Spiegatemi, raccontatemi, dove lavorate? Ho bisogno di un taxi, chi bisogna chiamare, come si chiama? Perché prima di tutto lo spottone è anche per il vostro lavoro, perché i soldi per la fine del mese ci vogliono. Potete scegliere o Gigi o me. No, Se avete bisogno ci io chiamate. sono affiliato a un Radio Taxi 024040, dove si chiama al numero, adesso addirittura anche con il WhatsApp, col numero si può chiamare il taxi. Si può fare molti metodi hanno con l'app, dopodiché ti recapitano il taxi a disposizione dove devi andare, ecco. Invece il principe per chiamarti cosa bisogna fare? Niente, io non faccio parte di nessun radiotaxi, però se venite a Malpensa sono lì primo, salite sul mio taxi. State lì, mi aspettate. Però sei appena ecco, posso dire che sei riconoscibile, ecco, chi ti sta guardando sì. in radiovisione in Quando questo lavoro momento. sono leggermente più sobrio, però sono sempre io, sono riconoscibilissimo. Riconoscibile. E noi ci siamo conosciuti a Malpensa. Dai, raccontate Sì. un attimo. Ma no, è stato un giorno vedendolo mi ha lasciato un po' agitato. Così diciamo, un po'. Che tipo è? Perché allora chi ci sta guardando, ok, chi ci sta ascoltando in radio, come descriveresti Principe Casanova? Così si fa chiamare questo taxista, ma anche artista, cantautore. Abbiamo appena ascoltato il pezzo intitolato Firmato il tuo principe, che si trova su YouTube e sugli store digitali per Anime Sospese, ma ce ne sono poi anche altri che magari vi facciamo sentire. E che sensazione ti ha dato? Che tipo è questo Principe Casanova? Appena l'ho visto mi ha dato l'impressione di vedere Drupi. Drupi. E dopo a un momento dico, questo ragazzo
ma strano, cioè, mi dava qualcosa, mi dico sarà un artista, qualcosa, mi dava. Poi fino qualche mese dopo ho chiesto un passaggio a lui per andare su al carico. Un tassista che chiede il passaggio a un altro Capito? tassista. Cioè, ecco, allora andando al carico, appunto, ho visto una sua locandina sul taxi, ho detto, caspita, anche tu canti, e da lì la cosa è nata cosa. Un giorno ho voluto sentire una canzone dove faccio cover di Vasco o quant'altro, poi ho gruppi dove suono anche la batteria, e allora ho voluto sentirmi un attimino fino a che ha deciso appunto di fare questo duetto, e va bene, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto contento, ecco, questa iniziativa. È minimo, anche perché ci sono due persone dello spettacolo che fanno lo stesso lavoro serio, ufficiale. Anche mio padre mi chiede sempre, ma quando è che fai un lavoro vero? No, beh, questo è il mio lavoro, non ci crede. E così funziona la musica indipendente, quasi sempre così, cioè c'è un lavoro serio, ufficiale, ma poi c'è il lavoro del cuore, che è artistico, chi canta, chi suona, chi balla, chi scrive, chi fa il regista, chi fa le cose più disparate, perché ci vuole una valvola di sfogo e una comunicazione importantissima, e qualcuno a volte dice anche cose potenti, come abbiamo sentito prima con Tricarico. Nel caso di Principe Casanova, qui domina l'amore, la dolcezza, la voglia di trasmettere buoni sentimenti, che poi è l'appello figlio d'Apollo che io faccio ogni giorno, ragazzi miei, dove stiamo finendo, cerchiamo di trasmettere positività Bravo. alle nuove generazioni e non il ballo del coltello. Bravo. Cosa hai messo in questo pezzo intitolato Firmato il tuo principe, e soprattutto per chi era? Perché questa canzone ha una storia, è vero? È sempre per lei, la mia musa ispiratrice, a cui dovrei anche devolvere qualche diritto d'autore, visto che mi ha ispirato. Prima o poi te li chiederà, questa musa a cui sì. dedichi ogni tua canzone. Ma adesso devo ti trovare, risponde ogni adesso tanto. mi devo innamorare di qualcun'altra per trovare nuova ispirazione, perché senza Cioè, l'amore tradisci la musa originaria, ma dico, non c'è più religione veramente. Fatto sta che è così comunque. Quando siamo innamorati, anche Simone mi confida che quando è innamorato lui fa meglio la regia, tira su meglio il cursore, lo tira giù, Sammy, lo tira su e lo tira giù. Quando ho fatto questa canzone, da subito ho capito che era una canzone che poteva essere duettata, e io ho visto Vasco e Renato, e infatti gliel'ho spedita anche a loro, perché avrei avuto piacere che la cantassero loro. Siccome nessuno si è fatto vivo, allora volevo trovare un artista che avesse la voce che assomigliava a Vasco, e quindi mi è venuto in mente lui, e ho creato questo, diciamo, gruppo, si chiama Anime Sospese, con l'obiettivo di raccogliere tutte le volte che io farò un duetto. Questo è il primo duetto che ho fatto con lui, ma ne seguiranno altri con altri artisti. Userò questo nome, Anime Sospese, che è proprio il confronto fra due artisti con storie diverse, con voci diverse, che cantano insieme e danno vita a questa cosa. Bellissimo, quindi Gigi Passa è in questo momento all'interno del progetto Anime Sospese di Principe Casanova. Perché? Prima di tutto perché fa il suo stesso mestiere, il tassista, ma anche perché effettivamente Gigi Passa ha il ruolo del Vasco Rossi. Assomiglia fisicamente, se ci guardate in radiovisione, a Vasco Rossi, anche come modo di cantare richiama, tanto che Gigi effettivamente porti avanti anche dei lavori sul palco, delle feste, degli eventi in cui canti, suoni e molto spesso fai la persona di Vasco Rossi. Sì, dunque io tutto parte con un periodo di mio fermo nell'ambito musicale, ma fino a che ho rincontrato un mio grandissimo amico, potrei anche dire fratello, a Guido Piazzi, che lui è sosia di Vasco, e Guido Piazzi mi ha portato dentro nella sua fantastica band con dei fantastici ragazzi, mi ha ridato quella voglia di ripartire, e da lì siamo ripartiti sia col
col gruppo a cantare, infatti faccio anche dei duoi con io e Davide Sferrazza, che sarebbe il mio sassofonista, dove appunto facciamo cover Vasco, ma non solo, anche musica italiana in generale. Dopo abbiamo un altro gruppo dove suono con la batteria, sempre con il mio gruppo, i Decumani, gruppo storico che abbiamo ripreso dopo parecchi anni che mi ero fermato io. Poi vabbè, l'altro gruppo, i Variegati, dove facciamo musica da liscio, cioè ecco, diciamo che la musica per me è un aiuto anche personale, perché mi scarica un po' tutto quello stress che ogni giorno ci accumula. E Poi dice niente, con il vostro mestiere di tassista posso immaginare, adesso ci fate qualche esempio, pensate a qualche situazione che vi è capitata. Io sono sempre del parere che chi fa il tassista dovrebbe scrivere almeno un libro al mese, certo. ma al mese, perché le avventure sono incredibili e soprattutto in questi anni vediamo sui giornali tanti esempi di come i tassisti molto spesso sono dei salvatori, salvano vite aiutando chi sta scappando in orari notturni inseguiti per le motivazioni più varie e variegate, sicuramente non dai debitori, ma da altri signori. Gigi Passa, dove ti troviamo sui social? Perché hai nominato tanti gruppi, magari qualcuno all'ascolto ne ha ricordato qualcuno che suona nella propria zona. Cosa bisogna scrivere sui social per trovarti? Perché è una voce molto simile a quella di Vasco Rossi, uno spettacolo che ci sta a tizza, e poi insomma la musica italiana è sempre la migliore. Cosa dobbiamo cercare su Instagram, su Facebook, in generale sui social? Dunque, un sito dove ci sono, io personalmente non l'ho mai voluto creare per mia volontà, ma comunque si può trovare, dove faccio percussione e vocalist insieme a Guido Piazzi Blasco, oppure dove suoniamo il liscio con i Variegati, li troverete. E poi vabbè, magari chissà, più avanti proverò a fare anche un mio profilo sul discorso di quello che faccio con Decumani o con Davide Sferrazza, che più volte mi è stato ribadito fallo, ma io sono un po', preferisco che chi mi conosce bene, allora mi chiama perché mi conosce, non perché perché i social molte volte ingannano. Beh, adesso sei su tutte le piattaforme. Voi cercate Gigi Passa, Principe vede. Casanova, e ci trovate su tutte le piattaforme, Spotify, sì, eccetera. diciamo che vabbè, probabilmente lo farò prossimamente, però nel caso in primis Guido Piazzi Blasco e i Variegati, e poi verranno fuori anche con i Decumani e DNG, che siamo Davide e Gigi, riprenderebbe Davide e Gigi, dove appunto facciamo sia musica italiana che in primis cover Vasco. Cioè, capite come sono umili questi artisti indipendenti, cioè dice, ma no, sembra di sentir parlare Vasco Rossi comunque, e no, però dopo così Sammy, ti faccio una domanda. Vai, questo principe. pezzo, cosa che hai ascoltato, cosa ti fa pensare? Che emozioni ti ha dato? Sempre tanta malinconia, ecco, che forse è la cosa più bella, dove crogiuolarsi, magari quando appunto non hai più 20 anni, quando sei un po' più grandicello e hai avuto tante esperienze d'amore e non d'amore, e a volte si pensa al passato e si pensa dove possiamo avere sbagliato, si pensa alle cose belle che abbiamo fatto, a quelle brutte, e anche quelle brutte a volte, anche per quelle Ci brutte insegnano, sì. ci insegnano, provi malinconia anche per quelle brutte, sembra incredibile, è vero, ragazzi, per cui il bello di Principe Casanova è proprio questo, una dolcezza infinita davanti alle bruttezze della vita, e amore, certamente, amore declinato in tutte le sue possibilità. Posso fare una confidenza? Vai. Io riesco a scrivere solo canzoni d'amore. Questo è un po' un limite. Raramente scrivo canzoni su altri temi, però il mio tema è l'amore. L'ispirazione mi nasce
dall'amore, quindi sono tutte canzoni d'amore, vi dovete rassegnare. No, siamo rassegnati volentieri e adesso sentiamo qualche minuto di un altro pezzo di Principe Casanova, diventato famoso Solo anche tu. sui social per Squeak. Squeak. Chi è Squeak? Bellissimo Squeak, è il mio pappagallino che arriva dalla Nuova Zelanda, mitico. Cercatelo su Instagram. E un appello, se c'è qualche artista famoso, vorrei dirgli che se cantasse questa canzone Solo tu potrebbe diventare un successo. Attenzione. Quindi ascoltatela bene. Attenzione, con Squeak o senza Squeak, Solo tu, Principe Casanova. È bello, no? Qui sarebbe da stare qua tutto il giorno a parlare. Se quante potremmo fare, raccontiamo. Perché non ci sono Solo tu nei miei pensieri. Solo tu sei bella, solo tu sei dolce, solo tu sei dentro di me, dentro di me. E quando tu mi scaldi l'anima, io mi sento come in paradiso. Quanto sei bella, dolce amica mia. Tu sei bella da morire, da impazzire. Tu sei così dolce e sincera, un'amica sincera, già. E quando tu mi scaldi l'anima, io mi sento come in paradiso. Senza di te non posso stare, senza di te non posso amare. Se vuoi rimani amore, sei dentro il mio cuore, sei dentro i miei pensieri, sei tu. Sei bella da morire, da impazzire. Tu sei così dolce e sincera, un'amica sincera, già. E quando tu mi scaldi l'anima, io mi sento come in paradiso. Senza di te non posso stare, senza di te non posso amare. Se vuoi rimani amore, sei dentro il mio cuore, sei dentro i miei pensieri, sei tu. L'amore, signori, solo tu, no? Non c'entrano i Mattia Bazzar, questo è Principe Casanova. Lo trovate facilmente su YouTube se siete innamorati. Ovunque,
ovunque, Principe Casanova su tutto il mondo, tutto il web, tutte le applicazioni. Chiamatelo, soprattutto appunto se siete delle all'aeroporto belle di gnocche? Se siete delle belle gnocche, chiamatemi. Se siete all'aeroporto di Malpensa, perché lui fa base lì con il suo taxi e vi porta dove volete. Non ci possono chiamare personalmente, ti perché il vede, regolamento lo vieta. quando vedete Quando uno mi vedete, vi vestito fermate in modo lì, mi un po' aspettate. strano, Quando arrivo primo, salite sul mio taxi. è un po' particolare lui e lo riconoscete dal look, lo riconoscete anche dalla voce. Invece Gigi Passa, che lui nella sua anima, nel suo modo di vivere, di fare, c'ha solo Vasco Rossi. E Gigi, facci qualche esempio a questo punto, richiediamo. Dai, canta qualcosa. Facci a cappella qualche cosa che ci ricordi effettivamente accenna il un Vasco. brano di Vasco, Allora, dai. dunque, Scegliene dentro una. di me ci sono tutti Scegli- i cantanti italiani, ecco, Scegliene però, una, dai. Vasco. Dai. Vabbè, una canzone così che mi può venire in mente quasi così a cappella, Vai, non so, è quella lì di Vasco, che il mio carissimo amico Matteo Baroni continua a dirmi. L'ha scritta la Pia Tuccitto, che salutiamo, è stata ospite Ciao, qui Pia. una volta al mese, arriva. Quando Dai. appunto vuoi da bere, vieni qui tu per me, te lo dico sottovoce, amo te. Capito? È una bellissima canzone. Una canzone profonda. È da ascoltare dal vivo, secondo me, il Gigi E Passa. anche questa sono convinto che Pia l'ha scritta per qualcuno di importante. Eccolo lì. Nascono dalle esperienze che viviamo. Vero. Ma il bello io è per questo anche che sono qua in onda, perché nelle mie trasmissioni ospito sempre persone normali che però hanno queste allucinazioni, queste visioni, riescono a dire cose, a pensare situazioni come se fossero dei supereroi, come se fossero dei grandi artisti, e alla fine ci pensi e dici cacchio, ma questi sono davvero dei grandi artisti, ma restano chiusi in un cassetto, restano sconosciuti. Perché? Perché non pagano, già, non pagano Ma le adesso radio, noi le televisioni. faremo questa format tuo, che vale un sacco di soldi, dovrà diventare a livello nazionale, devi esplodere con questo Mi vuole far format. scoppiare. Già Deve io c'ho una panza diventare di quelle. famoso per aiutare gli artisti indipendenti. Ma come sei gentile. No, Sì, io sì, non lo voglio diventare famoso. A me basta questo, essere utile, essere l'altoparlante Bravo. della gente comune e trasmettere buoni sentimenti o anche arrabbiature, perché il cittadino a volte è arrabbiato. Fatemi un esempio, 2 minuti ciascuno, un esempio. Cosa ti è successo, Principe Casanova, sul taxi? Allora, io ho una cosa da dire a tutti: dovete rallentare tutti, perché andate tutti come i pazzi, soffrite tutti di sindrome dell'urgenza. È vero. Anche all'Esselunga, col carrellino, c'è lo stressato Mettiamo dei limiti di calmatevi, velocità. andate piano, corrono tutti come i matti, ti passano davanti, priorità assoluta, Ma sai che è vero? passarti L'ho notato davanti. anch'io, l'ho notato i vecchietti, Ma state con sto carrellino. tranquilli, tanto non cambia niente, Siamo non all'Esselunga, cambia nulla. sacro Esselunga. Arrivate 1 minuto e mezzo dopo, più sereni, più tranquilli, e fate un gesto di gentilezza ogni tanto, che dire prego passi, e fa bene a te che lo fai il gesto di gentilezza e a chi lo riceve, e poi verrà fatto ad altre persone. Dovete seminare, come diceva lui prima, il bene. E anziché andare a vedere sempre i problemi, cerchiamo di trovare e di vedere il bene in tutte le cose, perché l'universo questo vuole da noi, che noi vediamo il bene nelle cose e non il male. Il male lo accettiamo come prova di vita, però poi dobbiamo vedere il bene in tutte le cose, anche nelle persone. Devi cercare sempre di vedere qualcosa di bello. Parole sante, signori, per Principe Casanova. Gigi Passa, sul tuo taxi cosa ricordi? Io voglio dire solo un appello, diciamo, un po' a tutti, a giovani, adulti, vecchi, bambini, tutti. Dateci la mancia. Ecco, no, la mancia no. A me capita molte volte che tassisti. molte persone mi lasciano la mancia, le dico sempre grazie. No, ecco, non usate il cellulare in guida, per favore. Vedo troppi brutti incidenti e la causa è il cellulare. Non fermatevi, accostatevi a destra, mandate il messaggio, non fate le videochiamate,
ragazzi, cioè la vita è una, importante, anche che non vi fate male, ma vi disfate la macchina, sono soldi che vanno, ragazzi, cioè lasciate il cellulare, camminate, ok, ma state attenti quando guidate, non usate il cellulare, vi distrae troppo alla guida, è pericoloso. Questo è un appello anche ai miei stessi colleghi, che io dico a molte persone: vedete i miei colleghi col cellulare mentre guidano, fatelo presente al comune, fatelo presente alla radio di competenza, perché il cellulare alla guida non va usato né per i messaggi né altri. Ti accosti, ti metti a destra, fai quello che devi fare, ma non devi usare il cellulare quando guidi, perché sei pericoloso per te e per gli altri. E poi sentiamo tutti questi incidenti, persone che muoiono, e cosa riprendono, ma cosa riprendi? Ma non serve riprendere. Bravo, belle meditazioni, e soprattutto per chi guida un mezzo e trasporta persone. Abbiamo visto anche i guidatori di pullman usare il cellulare, poi che cosa è successo. Ragazzi, mi onoro di aver ospitato due belle persone che portano avanti belle intenzioni musicali e che fanno un servizio importantissimo come quello appunto di tassista. Principe Casanova, Gigi Passa. Ciao a tutti. Avete imparato ormai la strada, quando volete torniamo ci passate presto, a trovare. dai. Sì. Assolutamente, vi voglio di nuovo. Grazie a tutti. Buona Ciao. musica, buon lavoro, Ciao. ciao, a domani, ciao. Avete ascoltato Potere